Il niente è sentire. Quello che uno ha dentro, sentimento, questo fa parte del niente. Che a differenza del nulla, qualcosa è, qualcosa nella quale scoprire e soprattutto scoprirsi, ritornare a ritrovarsi indipendentemente da quello che è il valore economico delle cose che sembrano esserci necessarie, perché la nostra forse necessità primaria sarebbe quella di ritrovarci e di capire veramente chi siamo. Ho fatto un percorso intellettuale, ma non perché sono un intellettuale, perché ho fatto ragionare l'intelletto, ho ragionato cercando una logica delle cose, quando mi sono ritrovato a non avere niente. Sono precipitato in questo baratro dove non trovavo niente, non avevo niente e mi sentivo veramente perso. E ho scoperto tante di quelle cose che invece mi hanno fatto rinascere e forse mi hanno fatto essere migliore di com'ero, insomma. Allora mi sono ritrovato a lavorare in questo posto e a scoprire appunto nel niente le cose e cercare di modificarle per poterle presentare. Mi sento d'essere quasi un custode di tutto quello che aiuto a nascere, diciamo, a trasformarsi più che a nascere, perché sono cose comunque che ci sono, quindi esistono. Le pulisco, le custodisco, le tengo in ordine, le sposto, le faccio praticamente vivere. E attraverso loro riesco a vivere io, riesco a crescere sempre di più, perché attraverso loro riesco a scoprire sempre cose nuove di me. Non c'è una vera e propria tecnica, se non forse in alcune cose, non in tutto, quella dello sbalzo, perché è quello che ho fatto fin da ragazzino, insomma. Quando ho cominciato a lavorare con mio nonno, lavoravo appunto con il martello sui gioielli e facevo lo sbalzo. Le bocche ricorrono spesso nei miei lavori perché sono, secondo me, la parte di noi più sincera. La cosa che mi colpisce di più è proprio l'espressione delle labbra, no? Attraverso le quali riesco, o credo di riuscire a capire, quello che è il sentimento della persona o dell'animale con il quale mi sto confrontando. Gli animali sono per me la compagnia e la vita, e quindi mi piace rappresentarli, mi piace crearli con tutte le espressioni umane che possono e che negli animali possiamo ritrovare. Ho fatto una mostra dove non vendevo quello che avevo messo in esposizione, ma appunto lo davo in adozione. L'adozione di un animale è una responsabilità che uno si prende, non è come acquistare un oggetto, è proprio prendersi in affidamento un qualcosa che ti dà anche la responsabilità di contribuire alla sua crescita. Questo posto è bellissimo e risale a 100 anni fa più o meno, forse anche di più. Ed era proprio, me ne sono innamorato subito. Quando l'ho visto era proprio quello che mi aspettavo o sognavo di trovare. È un magazzino adiacente a una fabbrica dismessa ormai, quindi in una zona dove non c'è niente
e quindi dove io ho trovato veramente tutto. Il futuro per me è riuscire a vivere con il niente, è quello di riuscire appunto a far capire che con il niente, o quello che riteniamo essere tale, si può riuscire a vivere forse con più serenità rispetto al tutto che pensiamo di avere e che rincorriamo continuamente.